Sono di fronte a un bar delle farfalle. All'interno del Casa delle Farfalle, del Butterfly House, le farfalle ospitate vengono nutrite sia con fiori veri, sia in maniera artificiale con questi fiori finti che noi allestiamo con frutta e nettare che produciamo noi con lo zucchero da cucina. Le farfalle, come vedete, si riuniscono e vengono attirate anche dalle altre farfalle, perché se vedono un gruppo di individui, questo significa anche che non ci sono predatori in agguato nelle vicinanze. Quindi si sentono più sicure se sono insieme. Il fatto di essere gregari, infatti, è una strategia antipredatoria, perché più si è, più è facile che qualcuno di noi si accorga che sta arrivando un predatore. Il fatto che ci siano queste biglie di vetro è importante perché evita che le farfalle imbrattino le loro ali con questo liquido appiccicoso.